Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Oggi abbiamo una notizia clamorosa dal mercato delle trasferenze che scuoterà sicuramente il mondo del calcio. Prima di iniziare, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. La nostra squadra sta lavorando duramente per migliorarsi sempre di più e ottenere risultati straordinari, quindi non perdetevi neanche un aggiornamento. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, Kolo Muani è ormai destinato all'Atletico Madrid, sbloccando così l'operazione che porterà Victor Osimhen al Paris Saint-Germain. Siamo vicinissimi alla chiusura dell'affare, con il Napoli che venderà il suo bomber nigeriano per una cifra superiore ai 100 milioni di euro, senza alcuna contropartita tecnica. Aurelio De Laurentiis ha raggiunto il suo obiettivo, anche se dovrà accontentarsi di un importo leggermente inferiore rispetto alla clausola rescissoria fissata l'anno scorso durante la fase di rinnovo del contratto di Osimhen. Questa sarà la quarta cessione del Napoli al PSG, dopo quelle di Lavezzi, Cavani e Fabian Ruiz. E, come anticipa la Repubblica, non è escluso che il prossimo anno possa arrivare una quinta, con Kvicha Kvaratskhelia che ha già ricevuto tentazioni dal club parigino quest'estate. Osimhen sta per lasciare il ritiro di Di Maro per unirsi al PSG, portando con sé l'esperienza e la determinazione che lo hanno reso uno dei migliori attaccanti della Serie A. Questo trasferimento rappresenta una svolta significativa per il Napoli, che ora avrà la possibilità di reinvestire una somma considerevole per rafforzare ulteriormente la squadra. Amici tifosi, cosa ne pensate di questa operazione? Siete pronti a vedere Osimhen partire per Parigi o preferireste che restasse con noi? Quali sono le vostre aspettative per il futuro del Napoli senza il nostro bomber nigeriano? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e condividete le vostre idee con noi. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Insieme, continueremo a sostenere e a tifare per un futuro luminoso del nostro club. Forza Napoli, sempre!